Allora, sì, cosa facciamo adesso? Adesso proviamo a raccontarvi quest'altra cosa, cioè il piano generale della mobilità ciclistica. E poi con loro, con Susanna e Elisa, lo commenteremo, ne parleremo. Perché questo? Allora io tra l'autunno del 2021 e la primavera del 2022 sono stato coinvolto da alcuni amici, in particolare Riccardo Capecchi, che lavorava al Ministero delle Infrastrutture, che allora si chiamava Ministero delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibile, da Andrea Colombo, che è un insomma, attivista oltre che esperto di ciclabilità bolognese, e da Paolo Gandolfi, già onorevole e uno degli autori di una importantissima fondamentale legge sulla ciclabilità italiana, quella del gennaio 2018, dico bene, sì. Insomma, sono stato coinvolto perché il ministro aveva chiesto di portare a compimento un primo piano generale della mobilità ciclistica e in pochi mesi abbiamo dovuto mettere a punto questo documento. Allora, documento approvato, proprio photo finish, diciamo, una degli ultimi atti approvati dal precedente governo, il governo Draghi, diciamo, nell'agosto del 2022, esattamente. Allora, questo è un piano interessante perché per la prima volta l'Italia ha, appunto dal 2 agosto 2022, un piano generale per la mobilità ciclistica. È un piano interessante perché, questa è la copertina, lo potete scaricare cioè ovviamente liberamente sul sito del Ministero, questa è la copertina. Dico subito che è un piano che tutti noi dovremmo conoscere bene, perché, non perché l'ho fatto io, cioè ci ho lavorato anch'io ovviamente, no? Questo non c'entra, è stato... ma perché appunto non è un insieme, non è un elenco di ciclabili, non è un elenco di opere, ma un tentativo di mettere un po' in ordine le diverse voci che riguardano lo sviluppo di una moderna dimensione ciclabile per il Paese. Ad esempio è un piano dentro al quale si prova a mettere ordine tra le competenze, cosa può e deve fare lo Stato, le regioni, gli enti locali, i comuni, chi fa che cosa, chi dovrebbe fare che cosa, a chi è richiesto di fare che cosa. Ma anche le imprese, pensate sull'intermodalità, se non si dialoga con Ferrovie Stati, reti, insomma, quello che volete, ma anche con Italo, voglio dire, con altri, no? Cioè, i soggetti tra l'altro della mobilità, insomma, sono altri, no? Gli autobus extraurbani, no? Diceva lei prima, insomma. È un piano che provava, già ne parlo un po' al passato perché in 6 mesi già le cose sono un po' cambiate, ma provava almeno, ha provato a mettere un po' d'ordine tra le linee di finanziamento che c'erano e ci sono e ci dovrebbero essere sulla ciclabilità, che non è sempre facile anche qui scovare, mettere in ordine, capire dove possiamo andare di che cosa stiamo parlando quando parliamo di, a volte sembrano tanti, dopo improvvisamente sono pochi e non si sa bene, no? È un piano che per la prima volta prova anche a dire una cosa, va bene la separazione, cioè l'idea di costruire piste ciclabili, ma è prima di tutto importante introdurre l'idea di una democrazia dello spazio pubblico, no? Della strada come luogo della convivenza, capacità di condividere gli spazi della mobilità. Quindi è un piano, per esempio, dentro il quale si prova a dire, certo, dove è possibile e dove si deve, nelle strade pericolose, nelle strade periurbane, per esempio, no? Quasi più di quelle urbane, magari proprio quelle di accesso alle grandi città, per esempio, no? Certo, dobbiamo separare, se abbiamo spazio, seguire questo modello qua, ma sempre di più nelle nostre... ecco, per esempio, va bene, dove c'è spazio, va bene, facciamo questa cosa qui, dove c'è spazio facciamo questa cosa qui. Qui siamo a Mestre, questi sono 2 o 3 casi che vi mostro di Mestre, e ve li mostra uno più urbano e uno invece appunto, no, così. Periferia mi piace molto perché qui sono riusciti, forse ci sono gli autori anche qui, giusto? Eccolo, giusto? Lì in alto vedo, eccola lì. Questa mi piace molto, mostro spesso questa fotografia perché forse fino a qualche anno fa avremmo semplicemente chiuso il fosso, no? Tombinato il fosso, avremmo detto, c'è il fosso vicino alla strada, chiudiamo, tappiamo. Qui lasciamo il fosso, perché i problemi sappiamo, il cambiamento climatico, il regime idraulico, eccetera, e facciamo la pista di là, alberata, con una siepe profumatissima, è bellissima, questo è un posto, è una ciclabile veramente bella, oppure facciamo appunto percorsi dedicati, quando è possibile, questa è una vecchia ex ferrovia qui a Mestre, che però è bello perché è diventato appunto un parco lineare,
quasi come il bosco lineare, insomma, dello Stiglia. Anche questo è diventato un parco lineare dove noi che andiamo in bicicletta sappiamo che ormai dobbiamo fare molta attenzione perché siamo ospiti di pratiche plurali, diciamo, il cane, il passeggino, gli anziani, i bambini, i ragazzi, va bene, così. Però sappiamo anche che dobbiamo andare in questo tipo di direzione, il punto della convivenza, no? Che sia la città 30, che sia il modello del Wunderth olandese, che sia la Superia di Barcellona. Stamattina forse ne parlavamo, sì, parlavamo a proposito di Berlino, anche di un modello, no, praticamente super isolati. Insomma, dobbiamo andare verso l'idea che la strada sia uno spazio condiviso dove dobbiamo riuscire a convivere. Dobbiamo, per esempio, il piano dice, appunto in Europa si sta molto andando verso questa direzione qua, per fortuna anche dal Covid in poi, anche improvvisamente in Italia abbiamo potuto fare una cosa che sembrava impossibile fino a pochi mesi prima, no? Appunto la possibilità di disegnare non la pista ciclabile ma in qualche modo la corsia ciclabile, e dobbiamo poter condividere lo spazio pubblico. Io spesso, mi scuso con chi mi conosce, sa che spesso mostro questa fotografia, ma quest'estate ho attraversato con la famiglia 500 km della Svizzera, dal lago di Costanza al lago di Ginevra, quindi dalla Germania alla Francia. È stato molto bello perché di 500 km forse il 20% l'abbiamo fatto su sede propria, gli altri 40% l'abbiamo fatto su strade minori o su strade secondarie, ma anche in città come qui, ma non mi sono mai sentito in pericolo. Ho sempre lasciato mio figlio davanti con il GPS a far da guida e non ho mai avuto la sensazione di essere, come dire, in più o di essere in situazione di pericolo. E quindi l'idea anche che dobbiamo lavorare su percorsi di condivisione di vario tipo. Ma come vi dicevo, questo è un piano che non è solo un piano di ciclabili, non ha solo come si fanno i ciclabili, dove farlo, eccetera, è un piano che dice anche cosa vuol dire fare una più integrata mobilità sostenibile. Allora prova a dire come appunto va organizzata l'intermodalità, quali sono i modelli che possiamo seguire. Prova a dire quali sono i piani che stiamo facendo, per esempio il ruolo delle regioni con i loro piani regionali, che è importante. Insomma, alcune regioni si stanno muovendo molto, altre meno, ma è importante riconoscere il ruolo dei piani regionali, ma anche altre cose che si devono fare per migliorare la ciclabilità, appunto la mobilità ciclabile del nostro paese e non solo le ciclabili. Cosa dobbiamo fare e come possiamo fare per quanto riguarda la comunicazione e l'educazione? Sappiamo che è un altro passo importante. Abbiamo visto tutti i casi, anche noi vostri, quanto sulla comunicazione dobbiamo lavorare, strumenti informativi, eccetera. Quanto e come possiamo lavorare sull'intermodalità? Come arrivo in Calabria, noi che vogliamo arrivarci, appunto, la prima domanda che ci facciamo è come cavolo ci arrivo, no? Io viaggio molto in treno, finché posso vado in treno, per esempio, fino a Napoli adesso vado in treno. E ogni tanto dico, ma più in là... Ecco, e oggi ho subito fotografato la mappa quando hai detto da dove si parte con il treno, no? Perché è fondamentale per chi di noi vuole muoversi in modi più sostenibili anche, una questione anche proprio di principio. Allora, come facciamo questa intermodalità? E anche che cos'è, cosa sono alcuni strumenti di governo del territorio come il Biciplan che ogni comune deve fare, che ovviamente anche qui comuni grandi, ben dotati di uffici tecnici, con bravi tecnici come quelli che dopo parleranno di Venezia, non è un gran problema, ma questo paese è fatto di circa 8.000 comuni, spesso piccoli comuni che tanto siano dentro un geometra, o, no? Uno che deve occuparsi dalle fognature al rilascio delle licenze al Biciplan. È chiaro che le cose... Allora, questo piano prova anche a dare almeno degli indirizzi, no? Che cosa può essere al minimo, dopo ognuno può fare il massimo, ma al minimo che cos'è questo strumento di governo del territorio e della ciclabilità. Ovviamente questo piano generale della ciclabilità dice anche, appunto, dobbiamo andare in alcune direzioni ancora più ampie, l'idea della città 30, che cos'è la città 30, no? Cosa sono le isole ambientali, cosa vuol dire proteggere le scuole e consentire l'accessibilità alle scuole, eccetera, eccetera. Alla fine è anche un piano, nelle ultime parti, che prova a mettere ordine anche sul tema delle grandi ciclovie nazionali, visto che è un piano del governo, un piano nazionale, dice
partiamo dalla rete europea, grazie al lavoro fatto negli anni passati, anche e in primis da FIAB, no? Che ha assieme a altri, FIAB e Lega Ambiente e altre associazioni con gli enti regionali e nazionali, hanno messo a punto la rete della ciclabilità nazionale, e quindi però la cosa interessante che ho trovato molto bella è che questo schema di rete ciclabile nazionale che ho condiviso e che ho, come dire, aiutato a mettere a punto, a me interessa perché è a crescere, c'era un'altra possibilità, un'altra linea di pensiero diceva da Roma, dal governo, decidiamo, facciamo una sorta di disegno, no? Decidiamo quali sono. A me sembra molto più interessante dire no, ma sul territorio ormai da 20 anni che cresce dal basso, no? Non solo da enti locali, tutti. C'è già una ricchezza in questo paese molto, molto, molto interessante, dobbiamo farla crescere, casomai diciamo alle regioni, poi di volta in volta saranno a mettere un po' d'ordine nei loro territori, definire anche quali sono le priorità. Lo stile è una priorità perché è una sorta di spina dorsale, ce lo diciamo spesso, bene, lo stesso quella, e dopo vediamo. Allora vuol dire che questo piano dice questo è lo schema, però attenzione regioni, se volete diteci voi quali volete anche proporre di nuove o cambiare, modificare, perché diciamo, da Roma possiamo vedere alcune cose, ma dal basso, dai territori, possono nascere nuove proposte. E vi mostro solo questa pagina perché è stata mandata appunto una richiesta alle regioni di dire per esempio per questo piano, perché dovrebbe avere validità triennale, quali sono quelle su quali vi impegnate di più. Dopo vediamo, c'è sempre tempo per fare le altre. Per esempio vedete la Calabria, le risposte sono confermate le 3 regionali indicate nella marcia Bici Italia FIAB del 22. Allora questo che mi interessa perché è un piano che riguarda la mobilità di tutti, la mobilità anche di lunga percorrenza, ma ritornando in definitiva possiamo dire che è un piano interessante perché è nazionale, per la prima volta questo Paese ha un piano nazionale. Possiamo smontarlo e criticarlo, noi per primi, mentre lo stavamo facendo, in quel poco tempo, e per fortuna che il Ministro ci ha dato poco tempo perché altrimenti non saremmo arrivati alla fine, avrebbe cambiato governo, saremo qui a ricominciare da capo, a pensare al magnifico piano che faremo tra 20 anni, eccetera. Abbiamo chiuso giusto in tempo perché venisse approvato. È un piano che mette ordine tra tutte le politiche e le azioni inerenti alla mobilità attiva, è un piano che prova a chiarire i compiti dei diversi enti, è un piano che prova a dire quali fondi ci sono e quali priorità dovremo avere, è un piano che dà anche delle indicazioni tecniche attraverso soprattutto esempi e buone pratiche. Lì hanno fatto così, si può fare così, dopodiché si può fare meglio, si può fare di più, ma almeno ci sono dei riferimenti. Si occupa di ciclabilità urbana e quotidiana, sia di reti lunghe che di sviluppo di cicloturismo. E quindi, appunto, quello che a me interessava è presentarvelo, anche perché penso veramente che abbiamo fatto questo piano, ma poi il governo è cambiato, le priorità sembrano essere altre, ma quando lei mostrava la Calabria e la Sicilia si pensa qualcun altro ha altre priorità, allora io dico, mi interessava mostrarvelo perché penso che possa essere un passo importante, un documento importante solo, e lo sarà importante solo e se noi, cittadini di questo paese, associazioni, gruppi appassionati, lo conosceremo e faremo in modo che venga attuato, attivato, altrimenti potrebbe rimanere lì nei cassetti del Ministero per altri 3 anni e poi ricominciare tutto da capo, è chiaro questo. Ecco, quindi io mi fermerei qui intanto, passo la parola a Susanna, come volete voi. Grazie Stefano. Allora, questo piano non è perfetto, sicuramente è un piano perfettibile, però è un piano, diciamo, abbastanza completo. La cosa grave è che questo piano, che è stato frutto del lavoro di molte persone, ed ha, diciamo così, beneficiato anche del contributo importante, come dicevi tu, di associazioni tra cui la nostra, in questo momento purtroppo è sotto attacco.
Ed è un peccato davvero che manchi la conoscenza, la consapevolezza di questo che alla fine è uno strumento. È uno strumento di cui possono beneficiare le amministrazioni, no? Che dà delle linee guida ben precise, che cerca di colmare il gap storico in termini di ciclabilità che esiste tra l'Italia e gli altri paesi d'Europa. No, una volta si pensava per esempio alla Spagna come un paese quasi in via di sviluppo. Purtroppo dobbiamo dire che la Spagna sicuramente per molte cose, anche per l'economia e specialmente per quanto riguarda la mobilità sostenibile e la ciclabilità, ci ha superato alla grande. Basta pensare agli esempi di città come Barcellona, appunto, con le superisole, ma anche come Valencia. Noi recentemente abbiamo avuto il piacere di avere l'assessore alla mobilità del Comune di Valencia, che nel presentare quello che è stato fatto nella sua città ha presentato un compendio di tutto quello che andrebbe fatto. Basterebbe studiarsi la sua presentazione per capire come ci si può muovere, pur nella consapevolezza che, appunto, come dicevi prima, ogni realtà ha le sue specificità e ha bisogno di soluzioni su misura. Ecco, quindi dicevo, purtroppo non è abbastanza conosciuto e neanche da come tira il vento mi pare che ci sia la volontà di farlo conoscere e di poterlo applicare. Noi purtroppo sentiamo non voglio fare nomi perché poi dicono che sono la solita polemica, però sentiamo da esponenti del governo dire cose tipo ma sono solo strisce per terra quando si parla di, appunto, corsie ciclabili, no? Non sono solo strisce per terra, cioè abbiamo bisogno di capire che nel contesto urbano, appunto, bisogna andare verso una condivisione, no? Degli spazi, bisogna andare verso un'educazione, l'educazione degli utenti della strada. Noi sentiamo dire bestialità, scusate, tipo l'obbligo del casco, l'obbligo delle frecce, come se queste cose potessero aumentare la sicurezza delle persone che sono sulla strada, sia persone in bicicletta che persone in auto. Quando invece, appunto, basterebbe semplicemente prendersi questo strumento, studiarselo e capire come applicarlo, perché in questo strumento più o meno c'è quasi tutto quello che ci serve per aumentare la sicurezza delle persone che si muovono in città. Passo la parola un attimo a Elisa, poi forse mi verrà in mente qualcos'altro da dire. Allora, sì, buongiorno a tutte e tutti. Sì, io appunto sono partiti da un piano, quindi da qualcosa che è normato in qualche modo, e quindi cioè, ci dà delle informazioni ben definite da quelli che sono i limiti. Io farei un passo indietro. Intanto due parole su chi siamo, insomma, che cos'è FIAB, perché forse non tutti lo sanno. FIAB è la Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta, che è una federazione che raggruppa 200 associazioni in giro per l'Italia con quasi 20.000 soci, quindi ci sono le associazioni locali che poi sono associazioni che lavorano principalmente sui territori, così come ci sono sicuramente, c'è qui appunto diverse FIAB proprio sul territorio del Veneto, belle attive, quindi insomma ci sono delle associazioni che poi a livello locale hanno lo scopo, così come a livello nazionale, promuovere l'uso della bicicletta, quindi promuovere l'uso della bicicletta come mezzo di trasporto in ambito urbano, come mezzo di trasporto anche come per i viaggi, per la scoperta dei territori e come
visione della città, come modo di intendere le città, quindi una città a misura di bicicletta, a misura di persona, una città che mette al centro appunto il benessere e la salute delle persone. Io nello specifico sono una consigliera nazionale FIAB come Susanna e arrivo da Torino, sono di un'associazione che si chiama FIAB Torino Bike Pride, è un'associazione che insomma tra l'altro lavorando su Torino, che è la città più inquinata d'Italia, la città dell'automobile, capite che anche promuovere l'uso della bicicletta è abbastanza sfidante. Faccio questo passaggio indietro perché quello che emerge da quello che diceva Susanna è che noi stiamo dando per scontato che siamo già pronti a questa cosa qua, che probabilmente in questa sala siamo già tutti pronti, perché probabilmente se siamo qui abbiamo già fatto quel passaggio di cambio culturale, cambio di mentalità che diamo un po', che è necessario di fatto per arrivare alla messa in atto di questo piano. E quindi qui un po' il mio invito è anche, ok, facciamo un passo indietro, perché noi abbiamo veramente bisogno di fare un cambio di mentalità, che abbiamo veramente bisogno di modificare anche il modo in cui noi pensiamo agli spazi, in cui pensiamo alle strade, in cui pensiamo alle città. Cioè le strade sono nate per incontrarsi, per muoversi, di fatto adesso sono strade sono luoghi delle auto, sono spazi che per l'80% sono occupati dalle auto, per il 10-12%, adesso qui sto dando un po' percentuali spannometriche, io sono una comunicatrice, per cui guardo lui se dico dei numeri imprecisi, ma di fatto per il 10-12% per la camminabilità, probabilmente 3-4% per la ciclabilità. Il piano cosa va a fare? Va a cercare di stravolgere questi equilibri per rendere più eque le nostre strade, che ad oggi non lo sono, così come non le sono le nostre città. Abbiamo un problema di sicurezza delle strade, abbiamo un problema di inquinamento, e io è un tema che cito sempre perché mi tocca realmente i miei polmoni. Abbiamo un problema di bambini che non hanno spazi adeguati davanti alle scuole in cui giocare, entrare in sicurezza, vengono assolutamente parcheggiati letteralmente davanti al portone della scuola perché non c'è uno spazio, e quindi c'è tutta l'attività anche di promuovere l'uso della bicicletta in ambito scolastico, le strade scolastiche. E qui appunto cito anche che in questi giorni, proprio in contemporanea, a Bologna si sta parlando di Città 30, si sta parlando all'interno di un evento che si chiama Mobilitars, che tra l'altro coinvolge probabilmente proprio in questo momento anche FIAB in un panel sulle infrastrutture per costruire la Città 30, perché l'idea è che noi abbiamo bisogno di costruire questo piano, di dar gambe a questo piano, e serve la collaborazione di tutti, perché questo piano è stato approvato appunto a livello nazionale, ci sono dei compiti a livello regionale, dei compiti a livello comunale, ma poi noi cittadini e cittadini, attivisti, comunicatori, comunicatrici, abbiamo tutti bisogno di dar gambe a questo cambiamento culturale che è necessario. Di fatto quello che noi vediamo a livello governativo è quello che vediamo anche poi nelle percentuali delle nostre strade, così come io mi occupo poi di comunicazione, quindi ho a che fare spesso con i giornalisti, quindi anche la narrazione che noi abbiamo della mobilità, delle strade, di fatto riporta un po' queste percentuali. Noi abbiamo una visione autocentrica che di fatto ci portiamo dietro ormai da decenni di marketing, di strade, città pensate per le auto che dovessero andare molto veloce, portare un sacco di cose ed essere molto comode. In realtà ci hanno costretti ad avere una mobilità che dipende da un veicolo, e dipende dall'avere insomma della benzina da mettere dentro le macchine, e di fatto che rischia di ucciderci e di inquinarci quotidianamente. Quindi ecco, questo è un po' quello che vi invito un po' anche a fare, cioè che tutti noi possiamo essere in qualche modo ingaggiati, coinvolti per dare gambe e pedali a questo piano. E il ruolo delle realtà locali è fondamentale, perché noi adesso abbiamo anche un po' dei contesti in cui magari le città vorrebbero applicare la Città 30, vorrebbero applicare delle nuove infrastrutture, ma servono anche indicazioni, servono un quadro normativo anche a livello nazionale che manca, e sicuramente il contesto attuale, come dicevamo, non è quello più favorevole per farlo, e quindi qui il peso di chi è più sensibile può essere molto importante. E qui quando parlo anche del coinvolgimento veramente a tutti i piani, perché noi abbiamo bisogno di comunicazione, abbiamo bisogno di sensibilizzazione, abbiamo bisogno di azioni, abbiamo bisogno di dare forza quando si fanno infrastrutture, sostenerle, usarle, raccontarle, perché il cambiamento passa anche attraverso questo, attraverso il cambio di mentalità.
E aggiungo un'ultima cosa, poi passo insomma anche per così, raccontare altri pezzetti, ma domani proprio a Mobilitars ci sarà la presentazione della proposta di legge nazionale sulle città 30 in Italia, in cui le associazioni nazionali che ormai da parecchi mesi stanno lavorando insieme, parlo di FIAB, di Legambiente, della Fondazione Michele Scarponi, di Amodo, di Asvis, di Salvi Ciclisti e forse ne dimentico una, di Amodo, Kyoto Club e forse altre che stanno lavorando insieme ormai da mesi per promuovere, per sensibilizzare sulla città 30 e quindi domani insieme a parlamentari, insieme ad amministratori come il sindaco di Olbia, come l'amministrazione di Bologna che a breve metterà in pratica la città 30, c'è l'idea di sensibilizzare, cioè di chiedere una legge che dia strumenti, che dia anche una cornice di pensiero ai comuni a livello locale. Quindi vedete, insomma, tutti siamo coinvolti a diversi livelli ed è veramente fondamentale far conoscere che esiste questo movimento. Tra l'altro, parlando sempre di questo gruppo di associazioni che ormai da mesi lavorano insieme a livello nazionale e a livello locale, perché a livello nazionale si è lavorato per arrivare a una proposta di legge che verrà presentata domani mattina, tra l'altro in contemporanea, quindi vi potrete recuperare la registrazione. Ma è poi stata calata poi nel basso con azioni locali. Abbiamo fatto le strisce pedonali umane, le ciclabili umane, per rivendicare anche fisicamente, collaborando poi sui territori. Quindi poi, per esempio, non so, a livello locale, e voi a livello locale abbiamo lavorato molto anche con altre realtà, proprio perché serve una interconnessione dall'alto al basso, dal normativo al cambio di culturale, al cambio di linguaggio, al cambio di azioni. E quindi ecco, l'invito è proprio andate a bussare alle associazioni che si occupano di questi temi a livello locale, perché solo così riusciamo a portare in alto anche il messaggio. Sì, Elisa, hai detto esattamente la cosa che avevo in mente io, cioè a fronte di una situazione a livello nazionale, no, che non è molto favorevole in questo momento, no, per le nostre tematiche, anche se sicuramente all'interno delle stanze, le attuali stanze di potere, ci sono comunque persone che sono sensibili e che hanno capito da che parte tira il vento. Sicuramente la dimensione locale è essenziale. Quindi purtroppo ci sono molte amministrazioni locali che per esempio non sono perfettamente a conoscenza, no, di questi strumenti, ma per dire le stesse modifiche al codice della strada che erano state approvate in fase post emergenza Covid, proprio per favorire gli spostamenti e la mobilità sostenibile dei cittadini. Parlo delle case avanzate, parlo appunto delle famigerate corsie ciclabili e parlo delle strade scolastiche. Ci sono moltissime amministrazioni che come dire, trascinano i piedi, cioè sono molto restie ad applicarle, un po' perché non le conoscono e un po' perché dicono ma mancano i regolamenti attuativi, no? E questo in realtà è un falso problema a cui appunto si attaccano come scusante per non applicare queste modifiche. Sì, andando verso le conclusioni dopo, insomma, ed è per questo appunto che diciamo dobbiamo conoscere questi strumenti, perché per noi cittadini queste comunque cominciano ad essere una rete dalla quale partire. No? Possiamo dire si può fare, non è che non si può partire da lì, si può fare molto meglio, ma almeno da lì partiamo. Poi se non ci sono altre cose, una cosa vi rubo altri 2 minuti da docente universitario, da docente universitario, da studioso, c'è un'altra cosa che a me interessa molto di queste riflessioni che facciamo a partire dalla ciclabilità, e cioè che questo tema esige di tenere insieme un sapere tecnico, posso dire anche accademico, esperto, uno sguardo scientifico, usate la parola che vi piace di più, non mi piace scientifico perché come se ci fosse qualcosa di non scientifico, ma insomma un sapere del tecnico, dell'esperto, di chi studia queste cose, no? Come me o come molti altri, ma lo deve per forza di cose tenere insieme con un sapere
che chiameremo contestuale, nato dall'esperienza, un sapere nato da chi sta dentro i luoghi, che sia il cittadino, no? Nella sua città, che sia l'abitante, scusa, si parla chi di noi avrebbe anche un sapere tecnico, sapere dove tutte sono le strade bianche interne della Calabria? Lo so, le conosco se sto dentro quei territori, se da lì nasco. Allora questo mi interessa perché le associazioni come la nostra, come le nostre, FIAB, Bellostazione, Legambiente, tutte quelle che vi possono venire in mente, tutte quelle che hai citato tu prima, no? Ci ricordano che proprio questo tema è uno di quei luoghi in cui i saperi si incontrano, si scontrano anche, cioè si dibattono attivamente, perché bisogna fare così, bisogna fare per forza di cose 2,5 metri, perché se non è 2,5 metri non è fatta come Dio comanda, e quell'altro che dice, ascolta, ma anche se ogni tanto se 2,20 metri va bene lo stesso, adesso parlo in dialetto apposta, no? Ed è un tema per me che insomma, mi occupo anche appunto, di trasmissione del sapere o di confronto tra i saperi, è molto, molto affascinante e continuo a trovarlo un campo di riflessione utile, appunto, perché ci aiuta a migliorare il paese, ma ripeto è anche un campo di riflessione effervescente e ricco di suggestioni. Ecco, se non ci sono altre questioni intorno a questo piano, che vi invitiamo quindi a scaricare, trovate il PDF, ve lo potete vedere. Se proprio volete io vi intrattengo fuori sacco, diciamo, fuori auditorium, vi intrattengo per ore e quindi ci vediamo fuori anche da qui. Grazie dell'attenzione e andiamo oltre.